Cane pericoloso? Presente? Presente. Bravo, cane pericoloso. È una strada molto trafficata, siamo appena partiti e già ci siamo fermati 5 volte, sembra di essere in una statale, quindi cani purtroppo qua niente. Appena partiti 6 macchine, cazzo. Il posto è molto bello, peccato per tutte ste macchine, siamo già all'8ª, cioè non è un problema se sei da solo in bicicletta, ma cane, vedi, sei il tuo amico Bau? No ragazzi, no, proprio no. Appena passato anche un autobus, uno scuolabus, 200 all'ora, tachicardia, cazzo. Siamo arrivati a 10 nel giro di 2 km, addirittura ecco anche i camion passano qua, i bilizi, cioè solo a Jesolo ste robe. Porcato il cane è pericoloso. Fai i controlli se ci sono i gatti, Emi. Ma qua ci sono le nutrie, no i gatti? Anzi no, purtroppo no, non ne ho vista neanche una qua. Stanno tutte dove passano le macchine. È strana sta roba, sono un po' suicide le nutrie. Attrezzatura di oggi. Allora, cane pericoloso, eccolo là, presente. Zaino da campeggio, cosa abbiamo portato via? Allora, il tabacco, perché sennò dopo è troppo salutare, tutti questi giri in bicicletta, no? Dopo tutta da pioggia, che non si sa mai, visto il tempo qua, non si sa mai, qualcosina da mangiare, portafoglio, anche se non c'è un euro dentro, il guinzaglio per il cane pericoloso che non si sa mai, poi c'è un power bank per ricaricare eventualmente il telefonino, macchina fotografica o quant'altro. Cane pericoloso, dove vai? Vai in giro, controlli. E dicevamo che altro ho portato? Il faretto, metti facciamo tardi, a LED, qua la lucetta di stop a LED, qualcosa da bere. Direi, siamo ben organizzati, vero cane? Dai, tra i gadget di oggi abbiamo il portatelefono preso dai cinesi, ma veramente ottimo ragazzi, veramente ottimo. Qui è elastico, poi gli si mettono i 4 elastichetti ai bordi e lui sta veramente... non vola, puoi anche impennare. E il treppiede snodabile, che ho scoperto un grande difetto, insomma, per come vado in giro io, che smonto, faccio le foto eccetera, questo non è staccabile, devi ogni volta rigirare la macchinetta. È una rottura di balle, è una gran rottura di balle, sì. Ci vorrebbe uno sgancio rapido. Ho perso il conto. Anche 200 all'ora qua. Sarebbe anche rilassante se non ci fossero tutte ste macchine, cazzo, siamo arrivati a 12-13 macchine, siamo appena partiti. Una roba incredibile, cazzo, incredibile. Altra macchina, zio assassino. Emi, vieni. Vieni Emi. Cioè io non mi posso muovere
è anche bello. Abbiamo laguna a sinistra e laguna a destra, non so se si vede, sì dai, se riusciamo a vedere qualcosa. Eccoci, ecco, tanti alberi, si sentono tutti gli aironi, i gabbiani, da noi si chiamano coccai, molto bello. Non è la 1. A parte le macchine, dai, diciamo che è bello, molto bello. Piano, cane pericoloso, ci sei? Perfetto, bravo, bravo cane pericoloso. Guarda, guarda, cos'è là? Forse c'è un cormorano qua. Non lo so. Musacci. Oh, guarda dove siamo arrivati. Allora, parcheggiamo. Ah, no, parcheggiamo il bolide. Andiamo a vedere. Allora. Ok, come mi si è sporcato questo cane pericoloso e sudicio. Guarda che robe, guarda che sporco questo cane. Tutto sporco. Guarda, guarda che sporco. Adesso ci sediamo qui e facciamo il nostro picnic in scala, vero Emi? Sì, 2 pacchetti di cracker insomma, dai, per intenderci. Tutta la fauna a te, senti tutta la fauna, mannaggia, la fauna, guarda da occhi che ci sono, non si vede, vediamo, no.
Take the future, even if you fail. Ci arrivati, questo è il nostro pseudo parcheggio. Adesso parcheggiamo il bolide, lo carichiamo su. Com'è stato? Consiglio o non consiglio? No, guarda, 6 cani o bambini assolutamente no. 35-40 macchine. Passato il furgone della TNT, no, della TNT Bartolini, ha rischiato di ammazzarsi. Il bilico è l'unico che è andato piano, c'è più macchine qua in questa stradina persa, in mezzo ai campi, che nella statale.